Eccoci qua, buonasera, grazie per essere rimasti in compagnia del gruppo editoriale TV7 e questa sera affronteremo nuovamente una tematica che per noi del gruppo editoriale TV7 è veramente importante, e cioè quella dell'alluvione. Qui accanto a me abbiamo Sergio Sambi del Comitato Alluvione Veneto AACE, giusto? AEC, ho fatto io, perdonatemi subito la gaffa, Italia, che sarebbe quindi, lo diciamo, Associazione Europa Cultura. Adesso al volo correggerò l'errore, si può fare in real time qui da noi, guardi la magia. Nel frattempo io ricordo a tutti voi il nostro contatto telefonico, e cioè 049 80 777 57. Perfetto, ho già corretto, va bene così? Perfetto, ad hoc. Quindi per raccontare ciò che è la vostra purtroppo esperienza magari dal vivo di ciò che è stata la famosa alluvione, che però mi viene da dire anno dopo anno, ahimè, si sta riproponendo, si sta rivivendo. Quindi anche se noi magari partiamo dal 2010 e arriviamo al 2014, ogni anno comunque si rivive la stessa problematica. La gente quotidianamente, anno per anno, durante l'inverno, si ritrova ad avere centimetri e centimetri di acqua in casa. Chi fa qualcosa, chi non fa qualcosa, la protezione civile, il governo, la regione. Partiamo appunto dal 2010 e soprattutto con spiegare di che cosa si tratta, parlando appunto del Comitato Alluvione Veneto. Di cosa vi occupate e che tipo di associazione è? Dunque, partiamo dal concetto che l'Associazione Europa Cultura è nata come contenitore che raccoglie tutti i comitati alluvionati e terremotati in Italia. Abbiamo fatto... Quindi sia per quanto riguarda la problematica idrologica e anche, mannaggia, anche quella terremotati e anche altre problematiche sul territorio. È l'Eurosportello per la tutela del cittadino, un punto di riferimento per tutti. A questo punto noi abbiamo stabilito di seguire e aiutare tutte le persone che si sono trovate in difficoltà, perché bisogna capire questo, succede un evento, sì. La gente non si aspetta sicuramente questo, quindi un minimo di prevenzione prima bisognava avere questi dati e poi deve sapere come comportarsi in caso di... Sì. Quali sono le sue, gli aspetti, cosa deve aspettarsi? Quindi i suoi diritti. I suoi diritti, ma anche quali sono effettivamente gli atti che deve compiere. Certo. Perché noi burocraticamente se deve ottenere o meno. Esatto, se ha diritto a un risarcimento o se rimane così. Diciamo che abbiamo avuto una fortuna nella sventura e abbiamo avuto una fortuna. Nel 2010 sì. Sono arrivati dei fondi e anche abbastanza consistenti, seppur diciamo nella norma. Sono stati risarciti tutti? Dopo noi sentiremo innanzitutto Rosario Maccarone, che è il presidente, il vostro presidente del Comitato Alluvione Veneto, e poi sentiremo anche il sindaco di Casal Serugo, Elisa Venturini, Daniele Donà, sindaco di Battaglia Terme, e ci sarà anche il professore Luigi Dal Paus, che noi contatteremo insomma al telefono. Esatto, per la sicurezza e anche della famosa idrovia, perché io continuo a sentire idrovia e voglio capire se esatto. Per non dilungarsi molto nella spiegazione, dobbiamo tenere presente questo. Sono stati stanziati dei fondi, sono stati dati il 50% di questi fondi a favore degli alluvionati, delle persone che hanno subito il danno. Nell'immediatezza sono stati consegnati degli rimanga un attimo in attesa telefonica, che noi stiamo dibattendo in diretta, dovrebbe essere Maccarone. Ah, benissimo. Beh no, allora fai parlare Sentiamo lui, se è lui. Sì. Presidente? Sì, buonasera. Buonasera, Rosario Maccarone con noi in diretta ai Reporter per te. Vi ho un po' anticipato che questa sera sarà una serata dove avremo non tanto improvvisata, perché insomma avremo un sacco di persone che diranno la loro, e sappiate che teniamo veramente anche alla vostra. Quindi amici del Veneto, non solo se avete purtroppo subito questa problematica, se l'avete vissuta sulla vostra pelle, mi piacerebbe sentire le vostre testimonianze, se qualcosa è cambiato o no. Presidente,
Niente, io vorrei appunto con lei capire se qualcosa è cambiato o se purtroppo, lo dico con un sorriso amaro, dal 2010 sì, come dicevo appunto a chi è qui con me in studio, quindi Sergio Sambi, sì, ogni volta rivede la stessa scena. Ma praticamente tutto quello che noi abbiamo subito nel novembre del 2010, diciamo che ci siamo sempre veramente preoccupati e abbiamo fatto una forza comune per cercare che certe cose non accadessero ulteriormente. Quindi cercando di sensibilizzare quello che era l'opinione pubblica sui fatti accaduti, perché sono stati gravissimi, sul fatto stesso che il territorio ha subito una violenza nell'arco di questi anni e naturalmente tutto quello che è stato seminato purtroppo è ritornato indietro creando un notevolissimo disagio da parte della popolazione, ma a questo disagio si è ulteriormente anche aggiunto il fatto stesso del disagio di avere a che fare con l'ente pubblico, perché l'ente pubblico immediatamente subito dopo i fatti, e quindi sull'onda sicuramente dell'emozione, perché quando migliaia di cittadini perdono immediatamente tutto quello che hanno costruito dopo una lunga vita di sacrifici, lo perdono per dei fatti che sicuramente tante volte sono dovuti a trascuratezza, faccia conto cosa può accadere nell'animo di questi cittadini. Allora, dopo l'onda di quello che era successo, naturalmente l'ente pubblico ha promesso a tutti i cittadini un rimborso totale di tutto quello che avevano perso. Cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che a quelle promesse poi naturalmente non sono seguiti i fatti. Beh, però nel 2010 ci siamo detti che successivamente i rimborsi erano arrivati, anche come cifre abbastanza, insomma... No, faccia conto di una cosa, dobbiamo vedere quella parte del bicchiere in cui naturalmente ha promesse del 100%, che naturalmente erano promesse del 100%, si è accompagnato in un secondo momento il 75%, il 75% di quello che è stato dichiarato, che non era quello che si è perso, ma quello dichiarato. Poi sono sopravvenute ulteriormente anche delle normative strada facendo in corso d'opera che hanno completamente rivisto quel 75%, perché sono stati inventati terziari, quindi da quel famoso 100% che dovevano ricevere, quindi il tutto rimborsabile, hanno ottenuto il 40% a malapena di quello che è stato richiesto a rimborso. Quindi parecchi cittadini non hanno nemmeno avuto la possibilità, perché o non avevano mezzi o sicuramente non avevano la possibilità di ottenere, devo spendere 100 e devo anticipare 100 per ricevere forse domani mattina un 40, quindi lei consideri... Quindi lei sostiene che comunque ad oggi c'è ancora una buona parte delle persone, insomma, che hanno subito nel 2010 l'esondazione, quindi il danno, che non ha ancora ricevuto nulla? No, in parte, ha ricevuto in parte. Hanno ricevuto un 40%, un 40%. E alcuni di loro, parecchi, non hanno ricevuto, specialmente per quanto riguarda i rimborsi delle auto, alcun tipo di rimborso da parte dello Stato, e ulteriormente a un certo punto la Regione ha chiesto anche che le eccedenze che erano state in un primo momento sotto forma di acconti versati vengano rimborsati, e questi devono essere rimborsati nell'arco di un mese. Io so che siete attivi anche con una petizione, giusto? Presidente, quindi indietro non si torna, alluvione 2010, che si trova appunto anche scaricabile nel vostro sito, che insomma è facilmente reperibile in internet, comitatoalluvioneveneto.org. Esatto. Di che cosa si parla in questa petizione? Ma la petizione è per chiedere la sensibilità, ma specialmente dei nostri politici veneti, che consci di qual è la situazione del territorio, si facciano parte attiva nei confronti delle istituzioni affinché quelli rimborsi richiesti vengano cancellati. Qualcuno vi sta sostenendo o soltanto, diciamo, il cittadino comune sta partecipando? Del tipo, ci saranno anche dei sindaci nel nostro territorio che avranno sottoscritto, che faranno parte magari di questo intento? Ma allora, lei faccia conto di una cosa, noi siamo sul territorio siamo sempre stati dalla parte dei nostri primi cittadini, perché i nostri primi cittadini sono coloro che ci devono e ci rappresentano, per cui i sindaci che
abbracciano e accompagnano questa battaglia trovano sempre in noi braccia aperte e trovano sempre in noi il consenso di poter proseguire in queste richieste. Quindi ci sono stati sindaci che ci hanno appoggiato, sindaci che non si sono espressi, sindaci che di fronte alle nostre richieste di richiedere gli nominativi non hanno fatto alcun tipo di manifestazione, per cui i casi sono abbastanza disparati, insomma, mi viene da dire come terminologia, cioè chi vi ha aiutato, chi no. Presidente, io la so in viaggio e non la vorrei mettere a rischio perché la so al volante, insomma. La ringrazio, è stato molto chiaro. Niente, grazie, io ringrazio voi e l'appello di voi è quello che i nostri politici, i nostri sindaci, le nostre istituzioni capiscano il dramma che si è vissuto, capiscono che non ci deve essere e sicuramente il futuro deve essere nelle mani di coloro che hanno buona volontà. Grazie Presidente, buon viaggio e grazie per il collegamento, per aver insomma accettato il nostro invito. Allora io lancerei la pubblicità e dopodiché continuiamo a duettare e a capire un attimo. Esatto, noi sorridiamo, però la tematica è veramente importante. 049 80 777 57. Ripeto, iReporter per te è una trasmissione di servizio proprio per darvi voce. Mandateci i vostri video alla nostra redazione, io ricordo sempre redazione@triveneta.tv, ma soprattutto guardate il nostro sito perché è proprio lì che dovrete mandare i vostri video, www.gruppotv7.com, con il progetto iReporter. Potete raccontarci il territorio, i soprusi oppure gli eventi anche positivi, se c'è qualcosa da ricordare che funziona, ben venga, sarebbe veramente anche bello questo. Allora, a tra poco dopo la pubblicità, vi aspettiamo.